benvenuti a Senza Skate. Oh Giorgio, io stavo pensando che noi stiamo facendo una cosa il cui valore si scoprirà solo fra anni. Ma infatti, fra anni diranno Carlo e Giorgio con la loro trasmissione Senza Skate, oltre che un esempio, hanno fatto un servizio sociale. Hanno portato il sorriso a casa di tutti. Come il Papa, così. E allora magari un giorno quando saremo morti... mamma mia! No, ma magari in futuro, sai, che ne so, ci intitoleranno strade, ponti, piazze. Meraviglioso, Certo. Ma io non vedo l'ora. Sì, Ma già me lo immagino, pensa, piazza Carlo e Giorgio. E con in mezzo proprio la nostra statua. Sì. Mi e ti fermi così. Senza skate. Bea, bianca, de marmo. All'inizio, ma poi passa gli anni, sei umido, ti si piende musto in testa, via. Ah sì? Beh, ti te schitta i comi in testa tutti i giorni? Ti te manca 3D, ti sa? Perché? È un bambino un giorno con una pallonata, pum, via 3D. Infatti dice, dove ci vediamo? Ah, statua del Monco. Ah sì? Sì. Beh, tu lì davanti invece non hai più niente? Niente? Sì, perché un giorno un hater con un martello, pum, 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 via tutto! È un marito geloso, cosa ti dico? Quella volta, il giorno dell'inaugurazione, mi hai detto il scultore, mi ho detto, ma non ti avevi un'altra posizione da metterne così? Ogni 3 giorni resto bloccato qua a schiena. Beh, se ripenso a quel giorno, Wow. No, dico, il giorno che ci hanno messo qua. Non mi ricordo mica. Ma se hai appena detto, oh maledetto lo scultore! Il giorno dell'inaugurazione del monumento. Che ci hanno portato qua e c'erano tutte le autorità che facevano il discorso, la gente che applaudiva e dicevano è Carlo e Giorgio ai quali dobbiamo... Ma non ti ricordi niente? Ma che abbiamo lavorato 30 anni insieme, ti ricordi? Ma guardami, chi sono io? Pippo Franco. E pur non so, sarò mica che sono razzista, non dico di no. Ma ormai qua siamo pieni solo di stranieri. Ti hai visto? Rumeni, cinesi, bengalesi. Stanotte si è fermato qua sotto un gruppo di albanesi che ha fatto festa, casino. Non gosserà occhio. Strano, non ho sentito niente. E sì che non dormo niente neanche a me di notte. Non dorme niente. Ma se sembra che è russa sto qua. Da 50 anni una coppia sposata sembremo. Anzi, da 100 anni. Allora che bel gruppetto di badanti. Ciao! Là, deve essere il giorno libero oggi. Sì. Aleikum salam. Ma ti impara anche l'arabo? Sto stando qua, ti fai a riccia, no? Altro che. Ma ti ha capito? Cosa ti vuol che interessa ora di Carlo e Giorgio? A italiani invece. Sa perdere che abbiamo passato dei bei anni, Sì, professionalmente ti dici. Ma anche come statue. Ma ti ricordi qua? Una volta la piazza era piena di gente. E gente passava e diceva guarda, quella è la statua di Carlo e Giorgio. Chi sei Carlo e chi sei Giorgio? E poi la piazza era piena di botteghe così, 3 pasticcerie che c'era, ti ricordi? Al momento dell'ucidità adesso. I tavolini arrivavano fin qua sotto. Sì, e anche c'era la farmacia, in fondo c'era la parrucchiera. La giateria. Cosa dica? Che siamo a fare discorsi da vecchi proprio. Ascolta, 150 anni non ne cava nessuno, Eppure adesso mi si stringe il cuore a vedere qua tutto sera. Cosa ti vuole? Non che sei. Ma senti, ma là, all'angolo, non doveva aprire quel negozio di abbigliamento? Ma i versi invece una pizza al taglio. Ah sì? E senti, e quello degli orologi che già era storico? Gaverto un kebab. No. Sì. Buon però, ma perché non ne sposta anche a noi altri? Senti, se gli italiani sono tutti nei centri commerciali, che ne metteranno? Se fossimo a statua dei Ferragnez, ora sì che ne metteria subito. I Ferragnez? Ma e chi sono? Dopo so che ho ritardato. Dai, ti spiegherò, dai. Ma come ti fa a sapere ste robe? Che robe? Dei Ferragnez. E chi sei? Ma se ti ho appena detto. Ma ti fa apposta? Ma mieti se conosciamo.
ricordi quando registravamo senza skate allo spazio Chorus a Mestre con i ragazzi di Olic? No, no. Sì, registrammo la roba insieme. Che dopo andava su Antenna 3. Ma i ragazzi non ti ricordi? Viviana, Giacomo, Nicola. Ma Miettino, facemmo i panettieri.